Per quelli che erano i suoi canoni pre-Covid, Piazza San Marco è straordinariamente vuota e l'assenza di turisti si fa sentire soprattutto nel commercio. Quante attività hanno chiuso? Al momento sono 13 attività, circa il 25% del totale delle aziende che sono aperte qui in piazza. Più del 60% del turismo che conta nel bilancio delle attività di Piazza San Marco è extraeuropeo ed è quasi totalmente scomparso. Raramente si è assistito ad una crisi in grado di radere al suolo in così poco tempo un tessuto commerciale che fino a ieri appariva di una floridezza inattaccabile. Chi ancora resiste non vende quasi niente e le spese sono rimaste ingenti. I turisti non ci sono più, ma i prezzi di affitto dei locali, dei negozi che continuano a essere qui sulla piazza sono rimasti gli stessi, ma senza clientela è un po' difficile far quadrare i conti. Quanto costa in media un affitto in Piazza San Marco o nell'area vicino a Piazza San Marco? Diciamo che se mediamente per un arco il prezzo è tra i 7.500 e i 10.000 euro. Poi se uno affitta 2 archi è proporzionalmente un po' più basso e via discorrendo. Non ci si sta più dentro? Purtroppo no. Nella quasi totale assenza di introiti, le attività che ancora riescono a tenere aperto sono spesso quelle di chi non è in affitto. Siamo dei privilegiati di fatto, ecco, questo voglio dire. Io avevo un altro negozio e ne avevo un altro ancora. Quello dove pagavo l'affitto a marzo l'abbiamo dovuto chiudere. Secondo lei è impensabile tornare a lavorare con una clientela residente? Impensabile. Venezia è impensabile. A Venezia ci sono 50.000 persone, di cui 20.000, 30 sono anziani. Non c'è mercato neanche per le scarpe a Venezia, non ci sono più negozi di scarpe. Lo spopolamento ha reso Venezia incapace di resistere da sola anche per pochi mesi. Sfruttata oltre ogni limite, l'industria turistica che movimentava miliardi di euro all'anno si è dimostrata un gigante dai piedi d'argilla. L'ultimo decennio è stato un turismo di massa che ha massacrato questa città, che è una città talmente delicata e fragile, e nessuno ha capito questo problema qua. E adesso queste sono le conseguenze, purtroppo. Non è solo il Covid è una conseguenza, l'acqua alta del 12 novembre è un'altra conseguenza, ma avevamo già raschiato il barile, insomma la città aveva già raschiato il barile. Lei dice che si è puntato su un turismo di bassa qualità che alla fine ha allontanato, quello di qualità. Sicuramente. Se Venezia e i veneziani hanno commesso qualche peccato nella gestione della propria città, oggi li stanno pagando con gli interessi. Senza contare ciò che sta accadendo nel resto della città, la crisi per le attività di Piazza San Marco è appena iniziata. Oltre a quelle che abbiamo detto aver già chiuso, ce ne sono almeno 4 che sono in odore di chiusura nei prossimi mesi. Con questa evoluzione negativa si potrebbe sfiorare quasi il 50% delle chiusure in quest'area. Almeno il 50% nei prossimi mesi.